Bentornati su Zwishenberg Channel, le principali notizie dal mondo in meno di un minuto. In Turchia un'autobomba ad Ankara contro un convoglio militare, ci sarebbero 28 morti, tra i quali anche civili, e 61 sarebbero i feriti. I nuovi direttori delle reti Rai sono Fabriano per Rai 1, Dalla Tana per Rai 2 e Bignardi per Rai 3. Per la prima volta 2 donne al governo. Poi è morto Boutros Ghali, sotto il suo mandato vennero alla luce i limiti dell'ONU. In Messico, durante la visita di Papa Francesco, un fedele lo trascina per terra facendolo un attimo cadere e il Papa gli grida non essere egoista. Scontro tra Salvini e giudici della Cassazione, attacchi pericolosi per la democrazia. Poi andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Fatto Quotidiano, mala sanità, inchiesta Smile, arrestato il leghista Rizzi, braccio destro di Maroni, rubano pure sulle dentiere. Andiamo avanti con Il Giornale, l'Austria ci lascia gli immigrati. La Repubblica intitola Unioni dietro front di M5S, Movimento 5 Stelle, l'ira del PD, legge a rischio. A seguire Corriere della Sera, Unione Civile, stop dei 5 Stelle, Il Tempo, per prendere l'ascensore si pagherà una tassa in più. Fisco famelico, smascherato il gioco delle tre carte del governo, un tributo che rende vano il taglio della Tasi sulla prima casa. Il Manifesto, i compromessi sposi. Quotidiani internazionali, USA Today, who scares Americans the most, chi spaventa di più gli americani, con il 38% vincerebbe Trump, il 33% la Clinton e il 28% Sanders. Queste erano le principali notizie da oggi del mondo, noi ci rivediamo domani, sempre qui stessa ora, grazie per averci seguito.